caloroso benvenuto, siamo contenti di avervi nella nostra comunità per godere di un tempo insieme di canti e riflessioni. Io mi chiamo Margherita e sarò la vostra guida in questo viaggio, un viaggio fantastico che inizia dalla creazione del mondo fino alla nascita del nostro Signore Gesù Cristo. Per poter introdurre i vari canti, intervisterò brevemente alcuni personaggi della Bibbia, così di varie epoche. Ovviamente la scelta non è stata fatta non per l'importanza che hanno avuto questi personaggi, anche perché ogni personaggio della Bibbia è stato importante, ma perché forse sono i più conosciuti. Allora non mi resta che augurarvi una buona serata, un buon tempo insieme. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Soffiò sui mari e il vento
bella! Chi è lei? Mi chiamo Noè, Ah, il costruttore dell'arca! proprio io. A proposito, ho sempre desiderato farle una domanda. Dica pure. Ma i suoi contemporanei non hanno preso per pazzo vedendolo costruire sulla terraferma una nave? Come no? Penso che chiunque avrebbe pensato la stessa cosa. Inoltre, vivevo in una società malvagia e perversa. Facevano anche sacrifici umani. Perfino offrivano ai vari dei anche i propri figli. Comunque, iniziai la costruzione di quest'arca. Certo, è stato un compito arduo. Come no? Tagliare tutta quella legna, segarla in assi, inchiodare, mettere la pece. Seguì il progetto che mi era stato dato da Dio. Mi ricordo ancora le dimensioni di quella costruzione. La lunghezza doveva essere 6 volte la larghezza. Mi sembra, se non erro, che questo rapporto di costruzione navale viene usato ancora nei giorni nostri per il galleggiamento di molte navi. Quindi potremmo dire che Dio è stato il primo ingegnere navale della storia. Un insegnante perfetto. Avrebbe dovuto vedere come l'arca galleggiava su quelle montagne d'acqua, sbattuta a destra e a sinistra da onde enormi. Sembravano montagne. Comunque, ritornando alla costruzione, una volta finita e dopo che fu entrata la mia famiglia e tutte le coppie di animali esistenti sulla terra, il Signore stesso chiuse la porta e il resto lo sapete. Che cosa ne è rimasto più impresso nella mente? Un po' tutto, ma specialmente quando l'arca si fermò sul monte Ararat e uscimmo sulla terraferma. C'era uno spettacolo grandioso, pianure, montagne, boschi stupendi e vidi in cielo un arcobaleno di 1000 colori. Tutto era nuovo.
di nome Ur dei Caldei. Siamo all'incirca nel 1800 a.C., quasi 4.000 anni fa. In questo tempo, tutto questo tempo trascorso, dopo il diluvio fino a questo periodo, gli uomini nati dalla discendenza di Noè erano aumentati tantissimo di numero, ma erano diventati così orgogliosi da sfidare Dio. Infatti, avevano costruito quella famosa torre, la torre di Babele, che sarebbe dovuta arrivare fino al cielo. E proprio a causa di questo peccato dell'impotenza che Dio fece sì che gli uomini non si capissero più, creando tante lingue diverse. Dunque ritorniamo a noi e diciamo che in questa città, appunto la città di Ur, viveva un uomo di nome Abramo, discendente di Sem, uno dei tre figli di Noè, il quale, ubbidendo al comandamento di Dio, partì con la moglie Sara e nipote Lot verso la terra di Canaan. Eccolo, signor Abramo, stavo appunto parlando della terra promessa. Ah sì, mi fu promessa dal Signore una terra dove scorreva latte e miele. Sì, ma cosa vuol dire che scorreva latte e miele? Vuol dire una terra molto ricca, adatta sia all'allevamento del bestiame che all'agricoltura. Comunque il Signore non mi fece solo questa promessa, ma tante altre. Quali? Quella di avere una discendenza numerosa e quella di benedire tutte le nazioni della terra attraverso la mia discendenza. Io lo credetti subito, anche quando mi mise alla prova con mio figlio Isacco, e per questa mia fiducia in lui fui chiamato amico di Dio. Un grande onore. Grandissimo. Basti pensare a quanti in questo mondo sarebbero orgogliosi di essere chiamati amici di personaggi famosi quali attori, uomini politici e cantanti. Figuriamoci essere chiamato amico di Dio. Certo, che la sua vita è stata molto movimentata. L'incontro con Dio che le parla, l'abbandono della propria terra, la fuga in Egitto per la carestia, poi la nascita di Ismaele e quella annunciata di Isacco. E in tutti questi avvenimenti lei ha sempre avuto una fede saldissima. Sì, ma il mio primo gesto di fede è stato per l'appunto abbandonare la mia terra d'origine, per una terra a me sconosciuta. Oh
dire del popolo ebraico. Egli generò Isacco, che a sua volta generò Giacobbe. Tra le tante vicissitudini, Giacobbe viene ricordato soprattutto per la lotta che fece con Dio, il quale cambiò il suo nome in Israele, che vuol dire colui che lotta con Dio. Da questo momento in poi anche il popolo ebraico viene chiamato Israele. Ora parlerò di un personaggio anch'egli molto importante per il popolo di Israele. Il suo nome è Giuseppe. Buonasera Giuseppe, ci parli un po' di lei? Mi chiamo Giuseppe e sono il figlio di Giacobbe. Mio nonno, come lei ha detto prima, era Isacco e il mio bisnonno Abramo. Mio padre amò moltissimo mia madre Rachele, dalla quale ebbe in vecchiaia un altro figlio, Beniamino. Mio padre era sposato anche con Dia, sorella di Rachele, con la quale ebbe anche altri figli. In tutto eravamo 12 figli. Ma all'epoca era permesso avere più mogli? Sì, ma ciò era permesso in quanto era stato l'uomo a volerlo, mentre il Signore, quando creò la coppia, la creò maschio e femmina. Questi, unendosi, diventano un unico corpo. Comunque, Dio permise questo anche perché il suo popolo doveva crescere numeroso, come aveva promesso ad Abramo. E lei che rapporto aveva con Dio? Il Signore mi parlava attraverso i sogni e mi diede il dono di saperli interpretare, proprio a causa di alcuni sogni che feci. I miei fratelli, gelosi di me e dell'amore che mio padre mi dimostrava, approfittando che stavamo soli a pascolare il gregge, mi gettarono in una cisterna e mi vendettero come schiavo. Poi dissero a Giacobbe che ero morto, sbranato da un leone. Ma arrivato in Egitto e dopo aver passato varie vicissitudini, divenni, grazie alla mia spiegazione di un sogno che aveva fatto il faraone, l'uomo più potente di Egitto, ovviamente dopo di lui. E che cosa aveva sognato il faraone? Aveva sognato un avvertimento di Dio. Per 7 anni ci sarebbe stata abbondanza nei raccolti, mentre per altri 7 ci sarebbe stata una grande carestia. Ovviamente il sogno bisognava interpretarlo ed io fui l'unico a poterlo fare. Così il faraone mi diede potere su tutto l'Egitto. All'inizio del nostro incontro ho detto della sua grande importanza per il popolo di Israele. Ci può spiegare meglio il perché? Sì, i 7 anni di carestia furono anche per gli altri popoli, i quali venivano appunto in Egitto per comprare i viveri necessari al loro sostentamento. E siccome avevo dato ordine nei precedenti 7 anni, quelli in cui ci fu grande abbondanza di cereali, di stipare nei magazzini reali il grano e tutti gli altri semi, quando arrivò il tempo della carestia, l'Egitto aveva sia i cereali per il suo fabbisogno e sia per venderlo agli altri popoli. I miei fratelli furono mandati da mio padre, Giacobbe, in Egitto per comprare i viveri e vennero proprio davanti a me, ma non mi riconobbero. Mi feci riconoscere solo quando ritornarono con mio fratello Beniamino. Tutti i miei fratelli che mi avevano venduto come schiavo mi chiesero perdono ed io li perdonai. Poi feci di più. E cioè? Feci venire in Egitto anche mio padre, al quale era stato detto che ero vivo con tutta la sua tribù. Diedi loro una regione dell'Egitto, molto ricca di pascoli e di campi, cosicché vissero in quel luogo, salvandosi dalla carestia. Qual è stato il momento più brutto che lei ha vissuto? Certamente quando il ragazzo fu gettato nella cisterna, mi sentivo solo, pieno di paura, umiliato, oltraggiato e non amato dalla mia famiglia. Con me c'è sempre stato Dio e sicuramente tutto ciò che è successo secondo i suoi piani.
legge un nome quando va, e nel tuo viaggio un segno a te vicino, verso la meta ti accompagnerà. Il popolo ebraico, dopo gli egiziani al tempo di Mosè, circa 400 anni prima li avevano accolti, ora erano diventati loro schiavi. È in questa situazione storica che una madre, per salvare dalla morte decretata dal faraone e valida per tutti i maschi ebrei, affida al Nilo il proprio figlio. E questo bimbo, salvato poi dalla figlia del faraone, fu messo il nome di Mosè, che vuol dire appunto salvato dalle acque. Shalom! Lei è uomo di patriarca, la sua vita è stata straordinaria dalla nascita fino alla sua morte. Eh sì, il Signore mi ha scelto per riportare il suo popolo nella terra promessa. Si è rivelato a me dicendomi anche il suo nome. Sono stato la sua voce. Andai a parlare con il faraone, ma non ne volle sapere di lasciare andare gli israeliti. Quindi, a causa del rifiuto del faraone, Dio mandò le 10 piaghe d'Egitto. Poi ci fu l'esodo e attraverso il Mar Rosso e più tardi sul monte Sinai il Signore mi diede le tavole della legge e anche altri divieti. Ma tutte queste leggi e divieti erano per il bene del popolo. Certo, oltre che spirituali, servivano anche a livello sociale e sanitario. Ogni norma aveva un senso, anche quelle che potevano sembrare strane. Ad esempio, quella di far riposare la terra dalla semina ogni 7 anni. Chi tra i presenti è contadino sa bene l'importanza di questo riposo. Oppure quella di far riposare di sabato anche gli animali, che servivano d'aiuto al lavoro degli uomini. Come vede, tutto ciò che Dio ci ha mandato era per il nostro bene, ma anche per farci stare in armonia con tutta la creazione. Ma parliamo di un momento particolare, quello in cui lei andò dal faraone per chiedere di far lasciare andare via il suo popolo. Mi dovette accompagnare mio fratello Aronne, perché il mio parlare non era spedito. Parlammo a nome di Dio e dicemmo di liberare il popolo israelita. Ma il faraone non dette ascolto a ciò che dicemmo, fin quando, solo con la morte del suo primogenito, ci fece partire.
il Signore salva. Ah, lei succedette a Mosè come capo degli Israeliti. Sì, Mosè morì prima di entrare nella terra promessa e così guidai io le 12 tribù ebraiche nelle prime conquiste della terra di Canaan. Lei è stato molto vicino a Mosè, l'ho accompagnato anche per un tratto sul Monte Sinai, dove il patriarca ricevette le tavole della legge. Sì, e fui anche uno dei 12 esploratori della terra di Canaan. Quando ritornammo dall'esplorazione, solo io e Caleb portammo notizie incoraggianti riguardo la nostra perlustrazione e fummo gli unici a non avere paura dei nemici. A causa di ciò, fummo gli unici 2 di quella generazione a poter entrare nella terra promessa dopo che il popolo aveva errato per 40 anni nel deserto. Mosè, prima di morire sulla riva del Giordano, designò lei come suo successore e lo incaricò di attraversare il fiume e di condurre il popolo alla conquista del paese. Dio mi incoraggiò ad essere forte e ad appoggiarmi sulle leggi della Torah. Il mio primo ostacolo fu proprio il fiume Giordano. Dovevamo portare l'arca dell'alleanza sull'altra sponda. Dio arrestò lo scorrere del fiume e noi potremmo attraversarlo. Ma che cos'era l'arca dell'alleanza? Era una costruzione che somigliava a una cassa di legno d'acacia, rivestita d'oro, dove all'interno vi erano custodite le tavole della legge, il bastone di Aronne e un vaso d'oro contenente la manna. Ah, ho capito. Comunque, una volta attraversato il Giordano, incominciò la vostra conquista nelle varie città. La prima, se non erro, fu Gerico, esatto? Esatto. Fu la nostra prima conquista sotto il mio comando. Mi ricordo che aveva mura di cinta alte e forti, ma il Signore combatté per noi. Le mura della città caddero dopo che i sacerdoti girarono 7 volte per 7 giorni attorno alle mura, suonando il shofar. verso il 1200 e 1100 al tempo dei giudici. In ebraico giudice significa governatore, quindi erano capi militari e civili che
che in varie occasioni venivano suscitati da Dio per liberare ad una le tribù di Israele. Questo è un periodo di transizione tra Giosuè e la monarchia, ed in questo ambiente che si sviluppa la storia di un personaggio femminile molto importante, Ruth. Eccola, buonasera Ruth. Buonasera. La sua storia, come dicevo, è stata molto importante, anche perché lei è la bisnonna di Davide. Sì, infatti mio figlio si chiamava Obed, che fu padre di Esse, che a sua volta fu padre di Davide, dalla cui discendenza nascerà il Messia. Lei era una Maobita, che sposò appunto un ebreo di nome Maclon, che arrivò nella sua terra, e lei, con questo matrimonio, abbracciò anche la fede ebraica. Esatto. Purtroppo mio marito morì e rimasi sola con mia suocera Noemi, anch'essa vedova, la quale decise di ritornare in Israele. Io insistetti a rimanere con lei e, vedendo la mia fede nel Dio ebraico, il mio rispetto e dolore per il mio defunto marito, mi disse di risposarmi con un parente prossimo. Ah, il cosiddetto levirato. Ebbene, lei con chi si risposò? Con un uomo di nome Boaz. Mi notò una mattina nei suoi panni a spigolare e mi chiese chi ero. Io gli risposi che mi chiamavo Ruth, che ero vedova e che mia suocera si chiamava Noemi. Siccome c'era un altro parente più prossimo che aveva appunto il diritto di riscatto delle terre del mio defunto marito e su di me, Boaz domandò dinanzi a testimoni se lui fosse stato disposto a rivendicare appunto questo diritto. Egli rifiutò e quindi la decisione passò a Boaz, il quale fu molto felice di potermi sposare. Che cosa ci può dire di tutta questa sua storia? Ho sempre avuto fede in Dio, anche quando io e mia suocera non avevamo più nulla da mangiare. Il Signore è sempre stato buono con me e lo è con tutti coloro che affidano la propria vita nelle sue mani. quando ormai lo Stato di Israele aveva per il volere del popolo un re, il re Saul. A questi succedette stavolta, per scelta di Dio, un pastorello di nome Davide. Shalom. Shalom! Lei era un piccolo pastorello, ma con una fede nel Signore enorme. Infatti, con la sola sua fede e pochi sassi, riuscì a sconfiggere il gigante Golia. Sì, il Signore fu benevolo e con tutto il suo popolo. Mi dispiacque per Saul, che poi diventò geloso del popolo che mi acclamava dal mio rapporto con Dio. Sappiamo che tentò varie volte di ucciderla. Sì, era ormai ossessionato da questo pensiero. Alla morte di Saul, lei diventò il re di Israele
e regnò per circa 33 anni. E durante il suo regno portò l'arca dell'alleanza in Gerusalemme. Sì, mi ricordo benissimo. Quel giorno fu tanta la gioia e la felicità del trasporto dell'arca, che mi misi davanti al corteo ballando e cantando per il Signore. A proposito di canti, lei è anche l'autore di parecchie lodi e canti, chiamati salmi. Sì, da piccolo sapevo suonare l'arpa. Le parole dei salmi mi nascevano nel cuore spontaneamente, erano preghiere. Di queste preghiere alcune erano di lodi, altre di perdono. Quindi anche lei ha peccato. Ogni volta che mi sono basato sulla mia capacità e non sull'aiuto di Dio, sbagliavo sempre. Come quella volta che feci il censimento della popolazione per misurare la forza delle nazioni, dimenticando che la nostra forza sta tutto nell'aiuto del Signore. Dalla sua unione con Betsabè nascerà un bambino che il Signore amò tantissimo. Si chiamerà Salomone. Infatti, Dio ritornò la saggezza, come appunto lui chiese, e sarà proprio lui a edificare il tempio della casa di Dio. circa 300 anni arriviamo verso la metà del 700 a.C.
In questo lasso di tempo sono accadute parecchie cose. Dopo Davide regnò Salomone e la sua morte il regno si divide in due: al nord il regno di Israele, al sud il regno di Giuda. Si susseguirono quindi vari re, alcuni fecero la volontà di Dio, altri no. In questo periodo appaiono anche vari profeti, tra cui Elia ed Eliseo, e nasce anche un altro grande profeta, Isaia, il cui nome vuol dire in ebraico il mio nome vuol dire Signore salva. Lei, come ho detto prima, è considerato uno dei 5 maggiori profeti, insieme ad Elia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Ma ci parli un poco di lei, così, della sua vita? Sono nato alla metà del 700 a.C. nella tribù di Levi. Mio padre si chiamava Mosè, ma non il profeta. All'età di 25 anni, alla morte del nostro re Ossia, il Signore mi parlò del Tempio di Gerusalemme con una visione. Che cosa le disse Dio con questa visione? Mi disse di annunciare la rovina di Israele e l'eventuale deportazione del popolo di Giuda come conseguenza della sua immoralità cresciuto durante il periodo di restaurazione succeduta a Ossia. Quindi le sue profezie riguardavano apertamente le ammonizioni di Dio dovute all'allontanamento del popolo ebraico alla vera fede. Non solo questo, ma anche predetto la nascita del Redentore, l'Emanuele, Dio è con noi, il servo del Signore. Nel suo libro ci sono tantissimi passi dove appunto si fa riferimento alla vita e poi come sarebbe morto il Redentore. Sì, diciamo che tutte le mie profezie si sono adempiute più tardi dall'avvento di Gesù Cristo. Ci lasci con un messaggio da parte del Signore. Dice il Signore, la mia parola è come la pioggia, la neve che cade dal cielo non torna indietro senza aver irrigato la terra e senza averla resa fertile. Fanno germogliare il grano, procurano i semi e il cibo. Così anche dalla parola che esce dalla mia bocca. Non ritorna a me senza produrre effetto e senza realizzare quel che voglio e senza raggiungere lo scopo per il quale l'ho mandato. Verso l'anno 620 a.C., nella città di Gerusalemme nasceva un altro grande profeta, Daniele. Nel frattempo l'impero assirio fu sostituito da quello babilonese, e i quali nel 587 distrussero il Tempio e ci fu la prima deportazione del popolo ebraico in Babilonia. Comunque, ritornando a Daniele, il suo nome in ebraico significa Dio giudica. Ma eccolo che viene. Buonasera signor Daniele. Buonasera. Lei ha scritto un libro chiamato appunto il libro di Daniele. Ci vorrebbe illustrare un po' di cosa si tratta? Parla della mia storia e del popolo ebraico. Sono nato in una nobile famiglia e nell'adolescenza sono stato deportato insieme ad altri ebrei a Babilonia, governata all'epoca dal re Nabucodonosor.
Grazie al dono che il Signore mi aveva dato, cioè quello di intraprendere i sogni, il re Nabucodonosor mi mise al suo servizio. Quindi lei fu trattato bene. Non sempre, in quanto pur occupando un posto molto importante a corte, sia io che i miei amici continuammo nell'adorazione dell'unico nostro Dio, non venerando gli idoli babilonesi. Ciò con grande invidia, per tal motivo i miei amici vennero gettati in una fornace ardente. Era talmente avvolta dalle fiamme che perfino gli aguzzini vennero bruciati mentre gettavano i miei amici nella fornace. Dio salvò questi ultimi facendo in modo che non si bruciassero neanche i capelli. Il re dovette a suo malgrado ammettere che il nostro Dio era l'unico vero Dio. Una bellissima storia e una bellissima esperienza. Ma poi, se non sbaglio, Babilonia fu conquistata dagli Assiri e lei stette anche sotto il dominio del re Dario. Esatto. Anche io comunque apprezzo molto i miei servigi, ma come al solito a causa dell'invidia di alcuni cortigiani mi fu tesa una trappola. Che trappola? Vietarono a chiunque di pregare altri dei al fuori del re Dario, il quale si era proclamato Dio, pena nella morte e nella fossa dei leoni. Ovviamente divietero mi intimorì e continuai a fare le mie preghiere giornaliere al Signore rivolto verso Gerusalemme. Mi scoprirono e mi fecero gettare nella fossa dei leoni, ma il Signore mi salvò. Ci può dire qualcosa che ha imparato durante tutta la sua vita? Certo, per prima cosa confidare sempre in Dio e non arrendersi mai ad ogni difficoltà. Inoltre, anche quando tutto sembra perduto, quando ti tolgono anche la libertà di vivere nel mondo, confida nel Signore con tutto il cuore e Lui, camminando sempre al tuo fianco, ti darà la pace e la vera libertà dell'anima. Quando che ha secato la facilità, quando il debole sostiene suo fratello, è Dio stesso che cammina insieme a noi, è Dio stesso che cammina insieme a noi. Quando spera e non si stanca mai di sperare, quando amiamo anche se l'odio ci circonda, è Dio stesso che cammina insieme a noi, è Dio stesso che cammina insieme a noi. Quando cresce l'allegria che ci inonda, se diciamo con amore la verità, quando i semplici riusciamo ad ascoltare, è Dio stesso che cammina insieme a noi, è Dio stesso che cammina insieme a noi. Ora è venuto il momento di un altro personaggio femminile molto importante per il popolo ebraico, Ester. Ester, buonasera. Buonasera a voi tutti. Come ha chiesto a tutti gli altri, come prima domanda vorrei sapere il significato del suo nome. Veramente il mio vero nome è Adassa, che significa netto. Mi fu cambiato in Ester quando il re persiano Serse decise di prendermi moglie. Un momento, qui dobbiamo dire che ci troviamo intorno al 470 a.C. e parte del popolo ebraico era sotto il dominio persiano.
passato dal dominio babilonese a quello persiano e non è stato un bel periodo per il mio popolo. Eh sì. Comunque, ci parli un po' di lei. Sono figlia di Abigail della tribù di Beniamino del regno di Giuda, prima che questa fosse deportata, fosse conquistata e parte dell'elite della popolazione fosse deportata in Babilonia sotto i babilonesi e successivamente sotto l'impero persiano. Quindi la sua famiglia occupava una posizione importante prima della Sì, deportazione. abbastanza. Comunque alla morte dei miei genitori fui adottata da un parente di nome Mardocheo, il quale, approfittando del decreto del re persiano Serse, che era in cerca di una nuova regina, mi presentò a corte. Fui scelta e proprio in questa occasione fu cambiato il mio nome da Adassa in Ester. Ester, che cosa vuol dire? In persiano vuol dire stella, in ebraico invece io mi nasconderò. Come mai questo significato? Adesso le spiego e capirà. Dunque, accadde che Mardocheo, quel mio parente, riuscì a sventare una congiura ardita contro il re Serse. Nel frattempo, il primo ministro del re di nome Aman, il quale aveva in odio Mardocheo e tutto il popolo ebreo, con uno stratagemma fece ordinare da Serse lo sterminio di tutti i giudei in un determinato giorno. E quale giorno? Il 13° giorno del 12° mese. Comunque Mardocheo mi convinse di recarmi in udienza dal re Serse, sebbene fosse proibito presentarsi davanti al re senza essere stati convocati. E per quale motivo? C'era la pena di morte. E lei, perché si presentò? Per chiedere clemenza per il mio popolo. In quelle occasioni rivelai anch'io di essere ebrea. Ecco il significato del mio nome in ebraico. Ah, per questo io mi nasconderò. Sì, Serse, comunque, siccome mi amava tantissimo e riconoscendo a Mardocheo per la congiura da lui sventata, concesse un altro decreto ai giudei di potersi difendere con le armi in quel giorno deciso per il loro sterminio. E che cosa avvenne? Avvenne che ci fu una grande vittoria del mio popolo e in ricordo di questo ogni anno, e precisamente il 14 e il 15 marzo, si festeggia in allegria in tutte le sinagoghe, leggendo le mie gesta. Questa festa viene chiamata festa di Purim, ovvero festa delle sorti. Oh Signore, cammina con me. Oh Signore, cammina con me. In questo mondo so peregrino. Oh mio Signore, cammina con me. Nel dolore, cammina con me. Nel dolore, cammina con me. Tra gli affanni e l'impedimenti, oh mio Signore, cammina con me. Questa notte cammina con me. Questa notte cammina con me. Tenebrosa e tempestosa, oh mio Signore, cammina con me. Cammina con me. Facciamo un salto di circa 500 anni. In questo periodo succedono nel mondo conosciuto vari regni. Tra quelli più importanti furono quello greco con Alessandro Magno e quello romano.
Ci troviamo ora proprio in questo periodo, dove Israele era occupata e dominata da Roma, sotto l'impero di Augusto. C'era una famiglia ebraica composta da marito e moglie. L'uomo si chiamava Zaccaria, la moglie Elisabetta. Buonasera Elisabetta. Buonasera. Elisabetta, come ho chiesto agli altri personaggi, ci parla un po' di lei, della sua vita. Mi chiamo appunto Elisabetta ed ero sposata con Zaccaria, un sacerdote levita. Eravamo una coppia molto timorata di Dio, ma purtroppo io ero sterile e non potevamo avere bambini. Ma però un bel giorno, mentre mio marito era di servizio al Tempio e offriva profumo al Signore, gli apparve un angelo. Un angelo? Sì, proprio un angelo, precisamente l'angelo Gabriele, il quale gli annunziò la mia futura maternità e disse che avremmo avuto un figlio che sarebbe diventato grande davanti al Signore e ripieno di Spirito Santo. E il suo nome doveva essere Giovanni. Chissà Zaccaria come fu contento. Oh no, invece no, non lo credette e per questo il Signore gli tolse la voce fin quando non si sarebbe avverato tutto ciò che l'angelo Gabriele aveva predetto. Ma perché non credette all'angelo Gabriele? Ma perché eravamo molto avanti con gli anni ed io per giunta ero anche sterile. Ma comunque quando venne il momento diedi alla luce un bellissimo bambino e nell'8° giorno vennero a circonciderlo. Però tutti i miei parenti pensavano che il bimbo si chiamasse Zaccaria dal nome di suo padre, ma io no, intervenni e dissi che si doveva chiamare Giovanni. Figuriamoci la meraviglia di tutti i presenti. Ma infatti non c'era nessuno che portava quel nome e quindi chiesero a mio marito di dire che nome avrebbe scelto per il bimbo e lui Che fece? e che fece? Scrisse il nome su di una tavoletta e subito gli ritornò la voce e si mise a profetizzare. Che cosa? Che cosa disse? Che cosa? Profetizzò l'avvento del nostro Signore Salvatore, mentre per nostro figlio Giovanni disse che l'avrebbero chiamato profeta dell'Altissimo e che sarebbe andato dinanzi al Signore a preparare le sue vie. Il messaggio che oggi annunciamo è giustizia e pace nel mondo. Il messaggio che oggi
era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandandoli a Betlemme, disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, affinché anch'io vada ad adorarlo. Essi dunque, udito il re, partirono, e la stella, che avevano vista in Oriente, andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Egli nasce, si inquieta la terra, speranza il povero inizia ad avere, nasce nel suo cuore una fede che dolcemente Cristo Gesù sosterrà. Questa notte non si può più dormire, chiuderà la scena del cielo e suonerà, perché si posa nel viso di un bimbo, annunciato l'alba di un nuovo dì. Questa notte non si può più dormire, chiuderà la scena del cielo e suonerà, perché Dio si mostra nel viso di un bimbo che aurora di pace e d'amore. I tre magi che erano in cerca di segni, fino a Betlemme viaggiarono insieme, per poi arrivare verso quella luce che sulla croce per noi si donò. I tiranni tremano alla notizia, mentre che l'uomo ne scala ne scelgo, ma che regnerà sull'umanità la sua giustizia, la pace e l'amore. Questa notte non si può più dormire, si udiranno la cena che il cielo suonerà, perché si mostra nel viso di un bimbo, annunciando l'alba di un nuovo dì. Questa notte non si può più dormire, si udiranno la cena che il cielo suonerà, perché Dio si mostra nel viso di un bimbo che augura di pace e d'amore. Sono passati secoli da quella notte, dalla luce nuova ogni volta per noi. E ancora qui
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi beni e compra un campo. Come avete visto all'inizio di questa serata, ho trovato anche un tesoro. E questo tesoro rappresenta appunto la parola di Dio. E stasera vogliamo che un pezzettino di questo tesoro venga custodito gelosamente nei vostri cuori. E Dio benedica grandemente voi e le vostre famiglie. Appena al vostro posto passeremo noi e distribuiremo appunto un pezzettino del tesoro. Questa serata è finita, speriamo di aver avuto un bel cieco insieme, penso proprio di sì. Non andate via, sopra abbiamo un rinfresco, possiamo passare ancora un po' di tempo insieme per godere di questo tempo, comunque è sempre bello stare insieme. Se avete domande, se volete dirci qualcosa, siamo qui a disposizione, vi aspettiamo per le prossime volte, veramente vi diamo ancora un benvenuto, una gioia di essere stati insieme. Buona serata a tutti.